Siamo proprio nel cuore di Belpasso, la sede della nona edizione dei Penalty Awards 2022. Oggi ultima puntata di Aspettando i Penalty Awards, non mi rimane altro dunque che dirvi che noi saremo di scena giorno 20 giugno alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Nino Martoglio. E per adesso in questa puntata ci guardiamo una bella clip sulla straordinaria bellezza di Belpasso. In questo momento mi trovo a Belpasso, sul lato meridionale dell'Etna, in provincia di Catania. Questo luogo era chiamato Malpasso e questo è da collegare o alla pericolosità del luogo, ed è comprensibile per via della vicinanza con l'Etna, o alla presenza di numerosi alberi di mele nei dintorni. Dopo essere stata coperta dalla colata lavica del 1669 e distrutta dal devastante sisma del 1693 del Val di Noto, Malpasso fu ricostruita con il benaugurante nome di Belpasso. La città fu costruita seguendo un modello a scacchiera, caso davvero singolare in Sicilia, e per questo motivo le vie non hanno nomi ma si distinguono in rette e traverse, seguite semplicemente da un numero romano crescente, da 1 a 20. Belpasso è oggi nota anche come la città delle 100 sculture, in quanto dal 2014 ad oggi, in accordo con l'Accademia delle Belle Arti di Catania, sono stati organizzati dei simposi di scultura, in cui artisti di fama internazionale, nazionale o emergenti creano sul posto, in maniera pubblica, delle sculture in pietra lavica. Questo fa di Belpasso un vero e proprio museo a cielo aperto, caratterizzato da un curioso quanto affascinante percorso scultoreo lungo le traverse della città. E non va inoltre dimenticato che Belpasso diede natale al famoso scrittore e poeta Nino Martoglio. Anche per quest'anno l'evento più importante del calcio dilettantistico ritorna in scena. Sarà la nona edizione. Penalty Awards 2022. Ancora una volta protagonista assoluto il mondo del calcio non professionistico. Un grande galà con la premiazione dei migliori della stagione 2021-2022. Penalty Awards 2022 nona edizione, lunedì 20 giugno alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Nino Martoglio di Belpasso. Per vederlo in TV l'appuntamento è per il 27, 28, 29 giugno alle ore 13 su Telerent 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre. Penalty Awards 2022, una produzione esclusiva Play Village. Conduce Ettore Tortorici. Come potete ben vedere, in qualsiasi parte di Belpasso si venera Santa Lucia, la patrona di questo meraviglioso centro alle pendici dell'Etna, sede dell'evento più atteso del calcio dilettantistico siciliano, il Grande Galà, che sarà di scena giorno 20 giugno alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Nino Martoglio. Quasi quasi rivediamo le nomination di quest'anno.
Penalty Awards 2022. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name, grasping into life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah.
Penalty Awards 2022. Freak.
gente che non fanno altro che malo parlare. Forse perché non hanno mente di buono che fare. Ci sono tanti gente che con le parole fanno ancora più male. Spaccano di l'ossa, scortano tu cuore, la sanno di ammaliare. Fazzo ne sciri lo vento, lo fan su volare. Manno a giù paesi a cui non vuoi. Malo parlare, solo malo che fare, non mi fa buono campare. Mi fa solo stare male senza parole, ma coscienza può salvare. Malo parlare, solo malo che fare, non mi fa buono campare. Mi fa solo stare male senza parole, ma coscienza può salvare. Parola che non si dice detto da oggi tempi che non saccio quei uffici mi cercano sciati per monno ma caludro cadavero ma vai detto quei che sogno sono coppi di pistola certo voti ste parole si dite con una lingua che battono i denti d'oli si parlano caucca senza connettire cori a parole di consulta non risulta e cacci mori Fazzo ne sciri lo vento lo fa su volare hanno a giù paesi a Columbo malo parlare solo malo che fare non mi fa buono campare mi fa solo stare male senza parole ma coscienza può salvare malo parlare solo malo che fare non mi fa buono campare mi fa solo stare male senza parole ma coscienza può salvare a bola parola già fuori a terra si piso c'è una panna che musica suona venghino prego signori cantano musica antica chattono temi di vita ballano cui si avvicina guerra c'è solo per invidia le parole son buttanti per cui sa usare le parole son muttate sanno camminare ma c'è gente che fa niente per malo che fare la paura solamente per malo parlare solo malo che fare non mi fa buono campare mi fa solo stare male senza parole ma coscienza può salvare malo parlare solo malo che fare non mi fa buono campare mi fa solo stare male senza parole ma coscienza può salvare I can fall asleep, I like go to the deep. I never think about tomorrow, I see only shadows. Sometimes I wanna go, don't know where to go. Here or there, don't know, but I just wanna go. Oh, I keep on running, no, I just don't get on it. So I keep on singing, I keep on praying, praying, praying. I keep on running, I keep on running now. I keep on running, I keep on running now. I keep on running, I keep on running now. I keep on running, I keep on running now. Every place I wanna see your face. Don't know where, but I just wanna feel your grace. Trapped in this cage, all I need is a change. Wake me up and let's turn this other page. Oh, I keep on running, no,
just don't get over it. So I keep on singing, I keep on praying, praying, praying. I keep on running, I keep on running now. I keep on running, I keep on running now. I keep on running, I keep on running now. I keep on running, I keep on running now. Oh, don't stop me, baby. Don't stop me. I keep on running, I keep on running now. I keep on running, I keep on running now. I keep on running, I keep on running now. I keep on running, I keep on running now. I keep on running, I keep on running now. I keep on running, I keep on running now. I keep on running, I keep on running now. I keep on running, I keep on running now. Con un territorio che si estende dalla piana di Catania fin quasi alla sommità dell'Etna, Belpasso è uno dei comuni più estesi della provincia. In prossimità dell'abitato vi sono grandi coltivazioni di fico d'India che, grazie all'origine vulcanica del terreno, sono particolarmente prelibati. Il tessuto urbano di Belpasso è detto la scacchiera dell'Etna per la perfetta perpendicolarità tra le strade del paese. Ce ne rendiamo conto osservandole dall'alto del campanile della chiesa madre, dedicata a Maria Santissima Immacolata. All'inizio di agosto, proprio di fronte alla chiesa, sfila un interminabile corteo di centauri. Inizia da qui la loro scalata dell'Etna, un motoraduno a cui partecipano migliaia di motociclisti da tutta Italia. A sera sarà un'altra, meno profana festa ad animare queste vie, ma ne parleremo tra poco. Prima che tramonti il sole, è opportuno fare un salto al tempietto dedicato alla Madonna della Roccia. È stato edificato nel 2000 esattamente nel luogo dove dal 1986 iniziarono le apparizioni della Vergine. Fate un salto alle Salinelle di San Biagio, piccoli vulcanelli sulfurei che si ergono sul terreno argilloso, dando origine ad una morfologia superficiale del tutto particolare. Tornando in paese, ammirate gli artigiani. Carretti siciliani e lavori in pietra lavica sono di grande pregio. Ma è finalmente sera, ora di dedicarsi al culto della Santa Padrona, Lucia. Per le vie del centro sono stati posizionati i carri allegorici. Si aprono, svelando una coreografia di personaggi storici e comparse che animano il ricordo e confermano la devozione. Immancabili i fuochi a chiusura di questa calda giornata di agosto. Non perdete l'appuntamento con Belpasso. Buon viaggio!
E così abbiamo concluso con l'ultima puntata di Aspettando i Penalty Awards. Che dirvi, vi aspetto lunedì puntuali alle 16 con l'evento che si svolgerà presso il Teatro Nino Martoglio proprio di Belpasso. Sarà l'evento che racchiude il meglio del calcio dilettantistico siciliano. Saremo in tanti, vi aspetto, non mancate. Anche per quest'anno l'evento più importante del calcio dilettantistico ritorna in scena. Sarà la 9ª edizione. Penalty Awards 2022. Ancora una volta protagonista assoluto il mondo del calcio non professionistico. Un grande galà con la premiazione dei migliori della stagione 2021-2022. Penalty Awards 2022 9ª edizione, lunedì 20 giugno alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Nino Martoglio di Belpasso. Per vederlo in TV l'appuntamento è per il 27, 28, 29 giugno alle ore 13 su Telerent 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre. Penalty Awards 2022, una produzione esclusiva Play Village. Conduce Ettore Tortorici. una delle tante meravigliose chiese di Belpasso, questa location meravigliosa che ospiterà
questa nona edizione dei Penalty Awards, l'evento più atteso proprio del calcio dilettantistico siciliano. Vi aspetto lunedì alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Nino Martoglio. È un evento a cui voi tutti non potete mancare. Vi aspetto.